Con Gabriele Tiella a commentare una partita emozionante, valida per la settima giornata del campionato di Serie 2 di hockey pista. Braganza era sotto nel punteggio a inizio di perdere per 5-1 con Scandiano che stava letteralmente dominando, e poi è stata autrice sicuramente di una parte finale di riprendere tutta a cuore, tutta a volontà, ma anche con giocate efficaci. Gabriele, complimenti. Grazie. No, diciamo che sicuramente la partita è stata un tempo per lo Scandiano, un tempo per il Braganza. Probabilmente lo Scandiano in vantaggio non ha saputo resistere, possiamo dire, no? Non hanno avuto la lucidità di contrastarci, di continuare a tenere palla, come avevano già iniziato a fare già il primo tempo. Abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico, ci ha dato anche ragione. Però sì, resta il fatto che abbiamo sbagliato troppe occasioni davanti ai portieri anche il primo tempo che potevano indirizzare la partita meglio per noi. Beh, il portiere ospite è stato sicuro protagonista, comunque si è disimpegnato assolutamente bene, e va apprezzata la capacità comunque di riuscire a chiudere le ripartenze. Non avete mai sbagliato, a parte forse in occasione del secondo gol ospite, dove ho visto magari qualche recriminazione su condotti irregolari in area, invece sono stati rapidi a capovolgere il fronte e andare dall'altra parte, certo, e a colpire per il 2-0. È stato il leitmotiv della ripresa, abbiamo visto parecchi capovolgimenti di fronte. Lo spettacolo sicuramente è stato apprezzabile, magari voi allenatori forse restate meno contenti, no? Sì, penso che sia io che cupisti qualcosa da dire in spogliatoio avremmo, insomma, o in settimana comunque, sull'atteggiamento che abbiamo visto in pista, per un motivo o per un altro, insomma. Per cui diciamo che affrontare comunque la capolista e sotto di 4 gol di riuscire a portare a riprenderla e colpendo il palo con Tommaso Battaglin, con Scandiano che aveva 9 falli di squadra, l'inerzia stava girando dall'altra parte addirittura. Eh sì, per un pelo, diciamo, dai. Però un punto che fa morale, un punto che comunque ci fa proseguire nella nostra striscia. Mi fa trovare continuità, no? Perché sì, forse era quello il cruccio, Gabriele, una vittoria sconfitta, adesso invece siete a 10 punti. Certo, anche se comunque io oggi volevo che facessimo una bella partita alla fine, dopo il risultato, quel che veniva, però sì, quando perdiamo sempre male. Anche se oggi avessimo perso non volevo perdere concedendo troppo, facendo una brutta partita. L'abbiamo fatto fino a un certo punto, una brutta partita, dopo La rimonta credo si sia potuta concretizzare perché a un certo punto Giuseppe Tagliapietra, che magari su qualche episodio poteva fare meglio, a un certo punto ha tirato giù la saracinesca. Senza le sue parate non avreste potuto pensare di rientrare in partita nel secondo tempo. Certo, a quel punto data per persa, per modo di dire, lì se il portiere ti tiene a galla qualcosa si può ancora fare, ed è stato questo il caso, per cui bene Beppe, come tutti da un certo punto in poi della partita. Ecco. Tra gli ospiti sicuramente i tiri al fulmicotone di Busani sono andate a mere. Tra l'altro Busani dovrebbe essere qui se si qualificherà a Scandiano, certo, per le finali di campionato Under 23 che, ricordiamo, si svolgeranno a Braganza qui a metà giugno. Esatto, sì, gran parte di questa squadra sarà a giocare le finali, probabilmente Under 23. Per fortuna non tutti, esatto. Però gran parte di questa squadra. Sì, lo vogliamo ricordare, non tutti, semplicemente perché Scandiano ha un'età media leggermente superiore a quella del Braganza, per esempio Cinquini del 99, Rocca mi sembra del 97, comunque Scandiano è un'ottima squadra, no? Sì, assolutamente sì, è una partita che temevamo, sapevamo che era una squadra organizzata, e quindi anche il punto realizzato è un punto che ci dà fiducia per il proseguo. Complimenti e buon lavoro in settimana, Gabriele. Grazie mille, Fausto.